Benvenuti, oggi è venerdì 28 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 17:51. La luna si leva alle 6:51 e cala alle 18:35. Oggi si celebra San Romano. Il nome romano deriva dal latino romanus, significa abitante di Roma, ma anche cittadino dell'impero romano. Oggi, 28 febbraio, è la giornata internazionale delle malattie rare. Il 2024 è stato un anno bisestile, la giornata è stata celebrata il 29 febbraio, mentre negli anni non bisestili la scelta ricade sul giorno 28. Una malattia viene definita rara quando colpisce meno di 2 persone ogni 10.000, ma tra le migliaia di patologie che sono state conosciute, ad oggi solo per 450 sono state individuate terapie farmacologiche. Sono necessari più investimenti nella ricerca scientifica, che rappresenta una speranza per le persone affette da malattie rare. È solo grazie alla ricerca e all'accessibilità alle cure che si può rivolgere lo sguardo al futuro, con un miglioramento della qualità della vita. Oggi compie 83 anni un mito del calcio italiano, Dino Zoff, il portiere che ha sollevato la Coppa del Mondo nel 1982. Zoff ha difeso i pali della Juventus e della Nazionale con classe, sicurezza e discrezione, diventando uno dei migliori portieri di sempre. Oggi compie 25 anni una giovane promessa del calcio italiano, Moise Kean, l'attaccante che ha esordito in Serie A e Champions League a soli 16 anni. Kean ha dimostrato il suo talento in nazionale segnando gol decisivi. Dopo aver giocato in Inghilterra e in Francia è tornato alla Juventus, dove cerca di ritrovare la sua forma e la sua fiducia. Il 9 luglio dello scorso anno si trasferisce alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Oggi vi raccontiamo come due scienziati, Francis Crick e James Watson, hanno scoperto il 28 febbraio 1953 la struttura del DNA, la molecola che contiene il codice della vita. Il DNA è formato da 2 fili avvolti a spirale, come una scala a chiocciola, che si tengono insieme grazie a 4 basi. Così il DNA può trasmettere le informazioni genetiche da una cellula all'altra e da una generazione all'altra. Per la scoperta si basarono anche sul lavoro di Rosalind Franklin, una biologa scomparsa prima di ricevere il Nobel, che è andato invece a Crick, Watson e Wilkins nel 1962. Dalla robustezza eccezionale alla straordinaria leggerezza, le proprietà di alcuni materiali che usiamo sono davvero strabilianti. Alcuni materiali, naturali o artificiali, offrono alternative in grado di rendere più facile e sicura la nostra vita. Per esempio, si può far crescere nuovo osso con impianti di schiuma di metallo incorporati nell'organismo, o ancora esiste una plastica autorigenerante che contiene capsule che, se danneggiate, scoppiano, facendo reagire il liquido interno che si solidifica e ripara i buchi. Buongiorno ai 12, l'ultimo giorno di febbraio è caratterizzato dallo splendido ingresso della luna in pesci, una luna che si forma nuova, congiungendosi al sole e dando una forza inaspettata ai segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci. Andiamo a vedere cosa fa il resto dello zodiaco Ariete. Ora sono 5 pianeti nella vostra 12ª casa, sicuramente pensieri un po' romantici, che hanno comunque a che fare non tanto con delle difficoltà quanto con le timidezze rispetto alla costruzione di un amore. Toro, la giornata di oggi è una giornata splendida, anche la luna entra in pesci, la luna è vostra amica e sapete perfettamente che quando si forma un buon aspetto con voi tutto diventa un po' più magico e veloce. State vivendo questo momento di ripresa in maniera decisamente paga e serena, ve lo meritate e godetevi anche questa luna che infonderà un romantico sentimento. Gemelli, la giornata di oggi
prevede entrare anche la luna nuova in quadratura. È una luna che vi obbligherà a riflettere un po' sulle ambizioni lavorative, su come vi vorrete collocare nel vostro ambito professionale, una decisione importante da prendere. Cancro, la vostra giornata è una giornata decisamente all'insegna di una luna potentissima, è una luna di trigono, quindi in ottimo aspetto, che si forma nuova, quindi vi chiede di più, vi chiede di iniziare qualcosa di nuovo, è in trigono con Marte a dare nuova intesa, forza, energia, vigoria e passione. Che volete di più? Leone, giornata molto importante, una luna che si forma nuova e che vi fa riflettere proprio sul senso del passato, su qualche ricordo, su qualche eredità, lascito, su qualche bene patrimoniale e su come gestire bene le cose. Vergine, luna nuova d'opposizione. Quando la luna è in opposizione indica sempre il sentimento che c'è da raggiungere. Il sentimento, chiaramente essendo nuova, è quello legato molto alla chiarezza e all'identità del vostro io. Da questo weekend in poi partirà una riflessione proprio su come collocate il vostro peso, il vostro spessore rispetto agli altri e quanto rispetto avete ricevuto in questo senso. Bilancia, una luna nuova che vi lascia un po' in pace, esclusi nei vostri pensieri, a riflettere sulle gioie del quotidiano e delle piccole cose. Oggi la vostra attenzione è un pochino più millimetricamente versata nell'osservare tutta una serie di comportamenti e diagrammi di flusso che vi porteranno alle vostre inevitabili conclusioni in serata. Scorpione, giornata molto bella, proprio perché questa stupenda luna nuova di trigono vi dà forza, coraggio, vigoria e si unisce anche alla potenza planetaria di Sole, Saturno, Mercurio e Nettuno, tutti in trigono per voi. Potete di tutto oggi, soprattutto in amore, godetevela. Sagittario, luna nuova di quadratura, una luna che vi obbligherà moltissimo a riflettere sulle esigenze proprio della vostra casa, sia in termini strutturali che in termini proprio affettivi. Il vostro luogo, il vostro posto, la vostra famiglia esigeranno molta attenzione. Capricorno, una luna che decisamente nuova vi parla di comunicazione e di tutta una serie di trasformazioni che avete fatto dentro di voi e di cui adesso siete disposti a parlare, un po' come quando si riesce a parlare della propria storia, si acquista comunque una maggiore consapevolezza, coraggio e si capisce che le paure ormai sono superate. Acquario, giornata importantissima proprio perché anche la luna nuova va in seconda casa, la visione delle cose quindi non potrebbe essere più bella, fantasiosa, ricca e accessoriata di così. Siete stati bravissimi a recuperare tutta una serie di faccende, a stare bene nelle vostre dimensioni e a creare ancora una volta un altro sogno con cui stupirete e innamorerete tutti. Pesci, giornata incredibilmente piena e complessa oggi, un tripudio, la luna nuova nel vostro segno zodiacale, il Sole, Mercurio, Saturno, Nettuno e i suoi sogni. Non vi manca proprio niente, quindi date il via a uno splendido weekend che sarà una piccola fiaba che porterete nel cuore. Immaginate di entrare in un negozio di elettrodomestici e vedere per la prima volta un televisore che trasmette immagini a colori. Questo è quello che è successo a migliaia di persone il 28 febbraio 1954, quando viene presentato il primo televisore a colori in commercio. Aveva uno schermo di soli 15 pollici e costava $1.300, una cifra enorme per l'epoca. Fu l'inizio di una nuova era per la TV. Se vi capita di fare le cose alla Carlona, sappiate che state usando un modo di dire molto antico che si riferisce a Carlo Magno, l'imperatore del Sacro Romano Impero. Nei poemi cavallereschi Carlone era descritto come un uomo goffo e semplice, che non si curava del suo aspetto e vestiva abiti rozzi e inadatti al suo rango. Fare le cose alla Carlona significa quindi fare le cose in modo superficiale, approssimativo, senza cura. Si usa per criticare qualcuno che non si impegna abbastanza in un lavoro o in uno studio, o per descrivere un atteggiamento negligente e cialtrone.
Il matto di oggi è Lucio Apuleio, un genio della letteratura antica, grande viaggiatore e appassionato di filosofia e culti misterici. Apuleio viene anche accusato di praticare la magia per aver sposato una ricca vedova molto più anziana di lui, ma lui si difese con una splendida orazione in cui smascherò l'ignoranza e l'invidia dei suoi accusatori. È l'autore delle Metamorfosi, un romanzo pieno di avventure in cui il protagonista Lucio si trasforma in asino per errore e vive esperienze incredibili. Tra le varie storie inserite, la più bella è la favola di Amore e Psiche, la storia d'amore tra una fanciulla e il dio dell'amore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se dici sempre la verità, non devi ricordare nulla. E con questo anche il nostro appuntamento di oggi termina qui. Però una cosa ricordatela, perché domani noi ci vediamo sempre alla stessa ora per iniziare al meglio la giornata con l'almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.